Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Altavilla Milice è il giorno della giustizia, così la madre di Antonella Salamone e nonna di Kevin ed Emanuel ha commentato la condanna all'ergastolo del genero e della coppia di Santoni, protagonisti del sanguinoso esorcismo di 2 anni fa. Catania ha fermato un uomo che ha provato a strangolare la compagna. Ad aprile suo padre aveva accoltellato in strada l'ex moglie, sopravvissuta malgrado le gravi ferite. Sempre in città un uomo tenta di violentare 2 donne in ascensore. Ancora a Catania si torna a sparare, colpi di pistola contro una macelleria, 6 fori nella saracinesca di un'attività gestita da una famiglia. Indaga la Mobile, lunedì in città l'antimafia regionale. Palermo, un tunisino assolto dall'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Non era uno scafista, ma è stato in carcere per 21 mesi. Sarà risarcito. Domani a Lampedusa l'attesa visita del Papa, il sindaco Mannino. Nell'emergenza profughi siamo stati lasciati soli. A Priolo, petrolio grezzo, ricco di zolfo, non raffinato, all'origine dei miasmi attorno al petrolchimico del Siracusano. È l'ipotesi della procura. Bolidi da ammirare da vicino, la Ferrari del campionato del mondo di Formula 1 in mostra al Politeama di Palermo, fan e appassionati in fila per vedere da vicino la rossa. Musica a Messina, un successo dopo l'altro, i 2 concerti allo stadio di Max Pezzali con i brani più amati degli 883 e una scenografia ricca di icone degli anni 90. Calcio è il giorno di Longo al Catania, attesa a breve l'ufficialità della firma del tecnico sul contratto che lo lega al club del presidente Pelligra per i prossimi 2 anni. Bentrovati, è il giorno della giustizia per la strage di Altavilla. Così la madre di Antonella Salamone e la nonna di Kevin ed Emanuel ha accolto la condanna all'ergastolo del genero e della coppia di Santoni, tutti e 3 protagonisti del sanguinoso esorcismo di 2 anni fa. Manlio Viola. Sono stati 2 anni difficili, sono rimasta in piedi attendendo oggi, il giorno della giustizia. È il commento di Rosalia Licata, la mamma di Antonella Salamone e la nonna di Kevin ed Emanuel, le 3 vittime della strage di Altavilla. Nei corridoi del Palazzo di Giustizia di Palermo l'atmosfera è quasi surreale quando sta per arrivare alla mezzanotte e viene finalmente pronunciata la sentenza. Ergastolo per Giovanni Barreca, marito e padre delle 3 vittime seviziate fino alla morte per scacciare il demonio, e per i 2 Santoni, Sabrina Fina e Massimo Carandente. La seconda sezione della Corte d'Assise di Palermo ha considerato Barreca in grado di comprendere la gravità delle sue azioni, nonostante lui continui a mostrarsi pazzo e sicuro di aver fatto la cosa giusta. Fra l'8 e l'11 febbraio del 2024 avrebbe insieme a Fina e Carandente, con l'aiuto anche della figlia maggiorenne Miriam, seviziato e ucciso prima la moglie Antonella Salamone, poi il figlio Kevin di 16 anni e alla fine il minore Emanuel di soli 5 anni. La Corte ha stabilito anche un risarcimento di €1 milione per i familiari immediatamente esecutivo. Resta libera, ma è in cura invece Miriam, la figlia maggiore, giudicata dal Tribunale dei minori perché all'epoca dei fatti, nel 2024, aveva 17 anni quando la strage fu compiuta. Condannata a 12 anni in primo grado, a marzo scorso Miriam è stata invece assolta in appello perché giudicata temporaneamente non in grado di intendere e di volere. La perizia che ha portato a questa sentenza è stata però segretata dal Tribunale dei minori e dunque non se ne conoscono i dettagli. A Catania un tentato femminicidio dall'inquietante retroscena familiare. Arrestato un 30enne che voleva strangolare la compagna. Suo padre è già in carcere per aver cercato anche lui di uccidere l'ex moglie. Tonino De Mana.
ha tentato di ammazzare la compagna ferendola gravemente. La particolarità è che il 3 aprile scorso il padre dell'uomo aveva fatto la stessa cosa, ovvero aveva accoltellato questa volta l'ex moglie ferita in strada a Picanello con una serie di fendenti e poi sopravvissuta dopo alcune delicate operazioni chirurgiche. Il trentenne ha invece tentato di uccidere la compagna picchiandola e tentando di strangolarla. L'aggressione è avvenuta mentre la donna era in videochiamata con un'amica che ha assistito alle prime fasi delle violenze, allertando le forze dell'ordine. Per entrare nell'abitazione della coppia la polizia ha dovuto attendere l'intervento dei vigili del fuoco perché nessuno apriva la porta. Una volta dentro, gli agenti delle volanti hanno trovato l'uomo a letto che faceva finta di dormire e la donna con il volto tumefatto ed evidenti segni di violenza. La vittima dell'aggressione ha riportato la frattura del naso e un trauma cranico con emorragia cerebrale. Dal racconto delle amiche è emerso che l'uomo aveva una gelosia morbosa nei confronti della compagna con la quale aveva instaurato una relazione sentimentale da meno di un anno, ma nel febbraio scorso la polizia era già intervenuta a casa della coppia per un episodio di violenza domestica. Nel 2023 il trentenne era stato destinatario del provvedimento dell'ammonimento del questore per violenze ai danni di un'altra donna, l'ex moglie. Ancora a Catania, le strappa i vestiti e cerca di violentarla in ascensore. L'aggressore è un ventenne straniero che è stato arrestato dalla polizia. Ferita anche un'altra donna, è alta la tensione nella zona di Corso Sicilia, Piazza della Repubblica. Eva Spampinato. Le due donne stavano rientrando a casa quando sono state aggredite da un giovane straniero mentre entravano nell'ascensore del loro palazzo. Il ragazzo avrebbe prima scaraventato violentemente a terra la più grande, quindi bloccato l'altra, e dopo aver trascinato la 57enne fuori dall'ascensore avrebbe strappato alla giovane i vestiti con l'intento di abusare di lei. La 39enne a quel punto avrebbe afferrato un monitor per computer e avrebbe colpito il ragazzo alla testa, riuscendo così a divincolarsi e a chiedere aiuto. Le urla hanno richiamato l'attenzione di alcuni passanti, l'aggressore fugge, un altro ragazzo che era in strada lo vede, inizia a rincorrerlo, contatta nel frattempo il 112 e dà indicazioni in tempo reale sulla sua fuga. La pattuglia dei carabinieri arriva per tempo e ferma l'aggressore in piazza Turiferro, la stessa piazza dove nei mesi scorsi si sono verificati accoltellamenti e dove i vandali hanno messo KO il nuovo sistema di nebulizzatori da poco inaugurato. Il ventenne straniero è stato dunque arrestato. Far West a Catania, malviventi sparano contro la saracinesca di una macelleria a Cibali. 6 bossoli rinvenuti dalla polizia, non si esclude l'ipotesi del racket. Lunedì si riunirà in città la Commissione regionale antimafia. Tonino De Mana. Potrebbe esserci l'ombra del racket dietro la sparatoria ai danni di una macelleria equina in via Stazzone nel quartiere catanese di Cibali. Almeno 6 le pistolettate esplose in piena notte contro la saracinesca dell'attività commerciale gestita a conduzione familiare. A sparare, secondo le prime informazioni, sarebbe stato un malvivente con il volto travisato che si trovava a bordo di uno scooter in compagnia di un'altra persona. Sul posto, allertati da una telefonata al 112, sono arrivati gli agenti delle volanti per il primo intervento e la scientifica che dopo un sopralluogo ha trovato 6 bossoli di pistole strada in corrispondenza della saracinesca. Sulla vicenda indaga la squadra mobile coordinata dalla Procura di Catania che si muove in tutte le direzioni, non tralasciando alcuna ipotesi investigativa e valutando anche se ci siano collegamenti con altre sparatorie avvenute nell'ultimo periodo in città. Una spirale di violenza e contestualmente un incubo in cui sembra piombato il capoluogo etneo. Non a caso lunedì a Catania è previsto un vertice della Commissione regionale antimafia. Licata colpisce un poliziotto con una testata al volto al pronto soccorso e finisce in manette. È accaduto all'ospedale San Giacomo d'Altopasso, dove i carabinieri hanno arrestato un 38enne del posto, disoccupato, con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. Palermo, un 54enne tunisino assolto dall'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Non era uno scafista, ma è stato in carcere per 21 mesi. Ora sarà risarcito con 170.000 euro. La procura aveva chiesto per lui la condanna a 9 anni. Marco Gullà.
Non era uno scafista il tunisino di 54 anni Mohsen Lamar, in carcere in Italia per 21 mesi e per questo è stato assolto dall'accusa di favoreggiamento di immigrazione clandestina. L'uomo in galera dal 18 febbraio 2023 fino al 19 novembre 2024 dovrà essere risarcito dallo Stato per ingiusta detenzione con 170.000 euro. Lo ha deciso la prima sezione penale della Corte d'Appello di Palermo, che ha condannato il Ministero dell'Economia e Finanze a versare la somma al 54enne tunisino, comandante di un motopesca che salvò 11 migranti nel canale di Sicilia, facendoli sbarcare a Lampedusa il 17 febbraio 2023. Nel processo svolto al Tribunale di Agrigento, il PM aveva chiesto la condanna a 9 anni di reclusione, e ciò in base a un video in cui si vedeva il peschereccio che trainava una piccola imbarcazione in ferro con a bordo 11 persone. Subito dopo lo sbarco, il comandante del motopesca dichiarava di essersi limitato a salvare dalle correnti i migranti rimasti senza motore e in balia del maltempo. Altri componenti dell'equipaggio invece lo accusavano di avere favorito gli scafisti, ma il tribunale lo ha assolto e quando la sentenza è divenuta definitiva è stata avviata la causa per il risarcimento per ingiusta detenzione. E a Lampedusa domani l'attesa visita di Papa Leone XIV. Prima tappa la preghiera davanti alle tombe delle vittime dei naufragi. Poi l'abbraccio alle famiglie dei profughi. Il sindaco Mannino dice: l'emergenza non c'è più, ma noi siamo stati lasciati soli. Giuse Lazzara. A Lampedusa, l'isola dei migranti, domani la visita di Papa Leone XIV segna una tappa del suo pellegrinaggio lungo le rotte dei profughi dopo le Canarie. Un itinerario spirituale nella terra dove vita e morte si intrecciano, e Papa Leone inizia con una preghiera nel cimitero di Cala Pisana davanti alle tombe delle vittime dei naufragi. Sul molo Favarolo il pontefice poi benedirà la targa che intitola Lo scalo a Papa Francesco, che era stato a Lampedusa nel 2013. Il Papa sarà qui accompagnato da 2 famiglie di migranti con i loro bambini. Tra misure di sicurezza rafforzate, il palco nel campo sportivo è pronto per la celebrazione della messa di domani in tarda mattinata a conclusione della visita. E sulla questione dell'accoglienza il sindaco Mannino torna a denunciare: la situazione dei migranti è gestita, non siamo più in emergenza, ma siamo stati lasciati soli. Anche l'ex sindaco Martello, oggi all'opposizione in Consiglio Comunale, in polemica aggiunge: ad accogliere con applausi ipocriti il Papa anche chi prometteva blocchi navali e rimpatri. E sull'evento incombe anche lo sciopero proclamato dal sindacato USB del personale della compagnia aerea della DAT. E per questo il prefetto di Agrigento Caccamo ha emanato un'ordinanza di precettazione imponendo il regolare svolgimento dei servizi programmati per domenica 5 luglio. L'astensione dal lavoro rischiava infatti di trattenere a Lampedusa migliaia di fedeli e pellegrini con problemi di ordine pubblico. Al via domani anche in Sicilia i saldi estivi che dureranno fino al 15 settembre. In base alle stime elaborate sui dati nazionali di Confcommercio, nell'isola si prevede una spesa media di circa 170 euro per famiglia, 75 pro capite, per un volume complessivo di circa 350 milioni di euro. Non possiamo illuderci che i saldi siano sufficienti a invertire una crisi che dura ormai da anni, commenta comunque Patrizia Di Dio, presidente di Confcommercio Palermo. Un violento acquazzone si è abbattuto questa mattina a Trapani e nell'Interland, strade allagate come vedete, soprattutto nella zona del porto, e a Pizzolungo, in territorio di Erice, dove sono intervenute squadre della protezione civile. Nubifragio anche sull'isola di Stromboli, in particolare nella frazione di Ginostra. Alcune abitazioni anche lì sono state allagate. Nella giornata di oggi possibili altri fenomeni intensi in Sicilia, soprattutto sui settori tirrenici, ma da domani tornerà il bel tempo con un nuovo generale aumento delle temperature. Priolo: potrebbe esserci petrolio grezzo, ricco di zolfo, mai raffinato prima, all'origine dei miasmi delle ultime settimane attorno al petrolchimico del Siracusano. È una delle piste che sta seguendo la Procura di Siracusa, che da qualche settimana ha aperto un fascicolo
per individuare con precisione l'impianto che ha originato i forti maleodori che hanno reso l'aria irrespirabile, scatenando l'ira dei residenti e della politica. Francesco Aloi. Da dove arrivano i miasmi? Alcune settimane dopo l'inizio della scia di forti odori di idrocarburi, a Priolo ci si chiede ancora quale sia stata la causa. Mentre l'ARPA sta potenziando i controlli, installando nuovi rilevatori, la Procura continua ad approfondire tutto per trovare i responsabili. Ma nelle ultime ore è spuntata una possibile ipotesi. La causa di quella che i residenti chiamano più semplicemente puzza potrebbe essere un petrolio grezzo ad alto contenuto di zolfo, una tipologia mai usata prima, che a quanto pare non sarebbe del tutto compatibile con gli impianti di desolforazione. Per questo, attorno al petrolchimico, l'aria è diventata irrespirabile. A generare questi forti odori sarebbe stato proprio lo zolfo. Questo tipo di petrolio ad alta densità e ricco di zolfo si chiama Mary ed arriva dal Venezuela. Ancora però si tratta soltanto di un'ipotesi, una delle piste che sta seguendo la Procura, guidata da Sabrina Gambino. Nel frattempo, nella zona si continuano a registrare valori oltre i limiti di idrogeno solforato, ozono e benzene. Attualità politica, il campo largo alla sfida dell'estate. L'ultimatum di Lavardera per scegliere il candidato presidente scade a settembre, ma gli alleati non l'hanno presa bene. Manlio Viola. No agli ultimatum. Nessuno ha detto che il candidato non dovrà essere lui, Ismaele Della Verdera, ma deve rispettare anche gli altri partiti della coalizione. È la reazione delle forze del campo largo all'ultimatum lanciato dal leader di Controcorrente, che di farsi da parte non ha alcuna intenzione. Il candidato migliore alla presidenza della regione ritiene di essere lui e chiede ai partiti di sposare questa candidatura. Se non lo faranno entro settembre andrà da solo. Un atteggiamento che fa saltare sulla sedia tutti gli altri. C'è il PD che non ha ancora sciolto il nodo primarie, sì oppure primarie no. Ci sono poi i 5 Stelle che hanno già messo in campo la candidatura di Nuccio Di Paola, vicepresidente all'Ars e coordinatore del movimento nell'isola. I pentastellati rimproverano poi a Lavardera di aver pescato nelle loro fila per dar vita al gruppo parlamentare di Controcorrente all'Ars. Così non si crea valore aggiunto, dicono, e si rimescolano solo le carte dentro la medesima area elettorale. Ma l'ultimatum di Lavardera indispone anche i partiti minori, con più Europa che sottolinea come l'atteggiamento rende più difficile il confronto, mentre AVS pensa che l'estate servirà a trovare la quadra. Su tutti torna il pentastellato Nuccio Di Paola, che ricorda come ancora non ci sia fissata neanche la data delle elezioni. Se si andasse a scadenza naturale, manca ancora 1 anno e mezzo, sottolinea. Voltiamo pagina, bolidi in mostra. Il tour della SF24 fa tappa a Palermo. La Ferrari del campionato del mondo di Formula 1 in mostra al Politeama. E sono tanti i fan e gli appassionati che fanno la fila per vedere da vicino la rossa. Marco Gullà. Una rossa davanti il Politeama a Palermo. Dopo il successo delle tappe di Torino, Verona, Bologna e Napoli, prosegue nel capoluogo siciliano il tour della SF24, la monoposto della Ferrari che ha preso parte al campionato del mondo di Formula 1 nel 2024. Fino a domenica cittadini e appassionati avranno l'opportunità di vedere da vicino la rossa per ammirarne la sua bellezza e scattare una fotoricordo. Ci sono tantissime persone, quindi siamo veramente molto contenti. Questa è l'ultima tappa del tour estivo che poi porterà l'auto a Monza per il GP. Arriviamo, abbiamo fatto Bologna, abbiamo fatto Napoli, adesso siamo qui e l'accoglienza che abbiamo ricevuto da Palermo è stata veramente pazzesca. E se in questi ultimi anni la Ferrari non ha fatto gioire molto i suoi tifosi, vedere la rossa da vicino è sempre una grande emozione, una passione che non ha età. Io faccio anche le nottate, le mattinate. Gioia e dolori sono, la Ferrari per me è gioia e dolori, ma mai nessuno mi separerà da questo amore. Sì, tantissimo, anche perché mio marito è patito di Leclerc, della Ferrari. Lascia il suo segno, il rosso Ferrari è un mito, è un'icona, emozioni, basta così. Musica doppio pianone allo stadio Franco Scoglio di Messina per i 2 concerti di Max Pezzali.
con i successi degli 883 e una scenografia ricca di icone degli anni 90, emozioni, nostalgia e omaggi alla città dello Stretto. Eva Spampinato. Max Pezzali omaggia la città di Messina, così. Il maxi schermo che proietta le immagini del mitico allenatore Franco Scoglio, a cui oggi è dedicato lo stadio, che in questi 2 giorni si è trasformato in un catalizzatore di emozioni e ricordi, e una panchina in movimento con le maglie del Messina in bella mostra. Doppio sold out per il Max Forever Tour, in un viaggio tra grandi successi degli 883 e le emozioni degli anni 90, che sul palco rivivono anche grazie alla scenografia. Un Walkman, la Nintendo, un vecchio cellulare, un giradischi, gli occhiali da sole e il pupazzo One, tutti in formato gigante, tutte icone degli anni 90. Non è caldo ma sei tu che alzi la temperatura, nuovi fiori ma sei tu che profumi l'atmosfera. Pezzali riempie gli stadi in tutto il paese, a Messina richiama fan entusiasti da tutta la Sicilia e dal sud Italia. Non si risparmia e porta a termine una serata con una scaletta di ben 27 brani. Bene, il momento della nostra pausa, tra poco il calcio con l'arrivo di Longo sulla panchina del Catania. Vi aspetto. Calcio, attesa a breve l'ufficialità di Emilio Longo al Catania. Il tecnico stamattina ha incontrato la dirigenza rossazzurra per definire i dettagli del contratto che lo lega al club etneo per i prossimi 2 anni. Angelo Gagliano. È il giorno di Emilio Longo al Catania. Il tecnico ha incontrato la dirigenza rossazzurra e definito gli ultimi dettagli del contratto che lo lega al club etneo per i prossimi 2 anni. In sede, Longo, oltre che con il vicepresidente Grella, si è confrontato con il DS Fortunato Varrà. Con quest'ultimo hanno gettato le basi per la prossima campagna acquisti, pianificato l'ormai imminente ritiro, che, come noto, si svolgerà in 2 fasi. La prima in sede al Massimino, la seconda a Norcia in Umbria, dove il gruppo rossazzurro, oltre a disputare alcune amichevoli, preparerà anche l'esordio stagionale in Coppa Italia contro il Vicenza, in programma il 9 agosto. Un lavoro stimolante per Varrà, che continua a lavorare a fari spenti, proprio come piace a lui. Il primo a lasciare Catania è stato l'attaccante Forte, che ha firmato per la Virtus Entella in Serie B. Motivati e disposti a cucirsi addosso i colori rosso-azzurri, questo è il profilo di giocatori che il club etneo cerca proprio sul mercato. Tra questi il difensore centrale Jonathan Spedalieri, nato 24 anni fa a Biancavilla, svincolato, e la scorsa stagione al Renate. Sarà valutato invece nella prima fase del ritiro precampionato allo stadio Massimino l'ala destra Alessio De Angelis, in cerca di rilancio dopo un anno di inattività. Il vice Dini potrebbe essere il 20enne Cristian De Falco, protagonista di un ottimo campionato con l'Igea Virtus. Dialogo aperto con l'Ascoli per Gabriele Gori e Ferdinando Del Sole, con il Cosenza per Andrea Rizzopin, rientrato dal prestito di Ascoli, e con il Crotone per Vinicius, Antonio Musso, Marco Zunno e Davide Di Pasquale. Il Papu Gomez oggi è una suggestione, ma le vie del mercato sono infinite e imprevedibili. E noi ci fermiamo qui, l'appuntamento per altre notizie alle 20. Grazie per averci seguito, buon pomeriggio. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.